Buonasera, bentrovati con il notiziario di Prealpina.it, che apriamo con l'incidente sul lavoro avvenuto oggi a Luino. 2 operai sono rimasti gravemente feriti a seguito del cedimento di un'impalcatura. Il servizio di Marco Croci. Stavano effettuando interventi su un edificio all'interno di un residence di Luino in via Lugano quando sono caduti al suolo facendo un volo di circa 6 metri. Sono gravi le condizioni di 2 operai di 49 e 22 anni rimasti feriti nel primo pomeriggio di oggi in un incidente sul lavoro. In base alla prima ricostruzione erano impegnati su un ponteggio quando per cause da appurare sono caduti. Subito per la richiesta d'aiuto sul posto sono accorsi gli operatori sanitari con 2 elicotteri, 2 ambulanze e un'automedica insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Dopo le prime cure sul posto, i 2 sono stati portati in ospedale. Il 49enne ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico ed è stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza. Al 22enne invece sono stati riscontrati traumi agli arti inferiori e al torace ed è stato portato in volo al pronto soccorso di Novara. Per entrambi si parla di ferite molto gravi. E ora a Gallarate, maxi frode da 50 milioni di euro ai danni dello Stato, l'indagine è della Guardia di Finanza. Il servizio. Per un'evasione da 50 milioni di euro, i finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno arrestato l'amministratore di una delle società cartiere utilizzate per una maxi frode transnazionale. L'arresto, dopo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Busto Arsizio su richiesta della Procura europea. Nel novembre scorso la prima parte dell'operazione aveva portato all'arresto di 2 coniugi di Gallarate, considerati dagli inquirenti il vertice del sistema di frodi a carosello che aveva appunto fruttato 50 milioni in IVA evasa. L'indagine della Guardia di Finanza di Gallarate ha portato alla scoperta di una frode nel settore del commercio di AirPods, hard disk e hardware, attuato con l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti da parte di società cartiere e finalizzata ad evadere l'IVA, sottraendo così all'erario le imposte dovute. Nel corso delle perquisizioni a carico dell'arrestato, i finanzieri hanno sequestrato 2 orologi Rolex e 3 fucili regolarmente detenuti. Ora la pagina delle elezioni, partendo dalle europee, vediamo chi sono gli eletti del territorio. Il servizio di Angelo Perna. Dei nostri 9 candidati, 2 riescono a strappare il biglietto per Bruxelles e Strasburgo ed entrano nell'aula del Parlamento europeo. Sono l'arconatese Mario Mantovani di Fratelli d'Italia e la bustocca Isabella Tovaglieri della Lega. Entrambi terzi nelle preferenze delle rispettive liste nella circoscrizione nord-ovest, il primo registra 39.073 voti e la seconda 40.000 voti. Non riescono a farcela invece gli altri candidati provenienti da Varesotto e Alto Milanese. Nella sfida tutta bustocca esce sconfitto l'ex presidente provinciale ed ex leghista Marco Reguzzoni, indipendente per Forza Italia, che candidatosi all'ultimo momento è comunque riuscito a ottenere 7.297 preferenze. Fuori dall'Europarlamento anche l'avanzaghese Patrizia Toia, Partito Democratico, con 29.840 voti che non sono bastati e non le hanno permesso di fare il 5º mandato consecutivo. Nonché Maria Angela Danzì, Movimento 5 Stelle, con 14.605 voti, il sindaco di Daverio Marco Colombo, Fratelli d'Italia, con 6.257 voti, il saronnese Gianfranco Librandi, Stati Uniti d'Europa, con 4.501 voti, il castellanzese Andrea Cegna, Alleanza Verdi e Sinistra, con 5.623 voti, e il legnanese Paolo Alli, Alternativa Popolare, con 559 voti. Dalle europee alle amministrative spicca la vittoria a Sesto Calende di Betta Giordani. È il primo sindaco donna a Sesto Calende. Ascoltiamola nell'intervista curata da Paola Grimaldi. Le immagini sono di Agenzia Blitz. La prima sindaco donna eletta a Sesto Calende. Cosa ha fatto la differenza per arrivare a questo risultato di oggi? Allora, credo che la differenza sia stata proprio rivolgersi ai cittadini con rispetto, con serietà, proponendo un programma credibile, proponendo un dialogo e proponendo una partecipazione ai cittadini e mettendoli al centro per far sì che Sesto diventi la loro casa. Questo secondo me è quello che può aver fatto la differenza. Un dialogo che ci sarà anche con la minoranza. Un dialogo che chiaramente inizia oggi, inizia
non solo con i cittadini, inizia con la minoranza, inizia con tutti i cittadini che vorranno partecipare alla nostra amministrazione, che sarà un'amministrazione proprio di tutti. Buon lavoro. Grazie. Da Sesto Calende a Cardano al Campo, subito al lavoro, è l'annuncio del sindaco eletto Lorenzo Aspesi. Lo ha intervistato Annalisa Colombo, immagini di Agenzia Blitz. Lorenzo Aspesi, dopo una cavalcata lunga 2 mesi, si è conclusa la campagna elettorale e oggi finalmente è arrivato il risponso dalle urne. Sei il nuovo sindaco di Cardano al Campo. Come ci si sente? Ci si sente molto emozionati, ci si sente con una grossa responsabilità sulle spalle. Siamo riusciti in questa cavalcata a far passare un programma che nasce, come sapete, perché l'abbiamo raccontato in tutti i modi dal basso, coinvolgendo tutti i nostri cittadini che ci hanno fortemente aiutato alla realizzazione proprio di quelli che sono gli obiettivi che ci siamo posti per questi 5 anni che abbiamo davanti. Quindi questa responsabilità è di riuscire veramente a realizzare tutto questo programma, che è un programma veramente forte, che è un programma veramente intenso di cambiamento e di cui veramente la nostra città ha bisogno. E quindi da subito ci metteremo a lavorare, a scaricare a terra tutta questa energia che abbiamo raccolto. La Protezione Civile della Lombardia ha diramato oggi un'allerta meteo per forti temporali nella serata e durante la notte. Si prevede un accumulo di pioggia da 50 a 80 mm. E adesso la linea al collega Luigi Crespi per le anticipazioni delle notizie che troverete sul giornale in edicola domani. Non perdete la prealpina di domani perché ci sono tutti i nomi, le preferenze, i numeri e i posti conquistati dai consiglieri comunali alle elezioni amministrative di sabato e domenica. Ampia analisi sul voto e intervista alla Bustock Isabella Tovaglieri, sicura di essere in Parlamento europeo. Per tirare le somme, infine, ci sono le pagelle ai partiti del caporedattore Andrea Anzani. Lo sapevate che il direttore di Rocol.it abita a Bodio Lomnago? Da qualche mese Franco Zanetti, giornalista e scrittore, si è trasferito in provincia di Varese e Diego Pisati lo ha intervistato per voi. Infine un'analisi sul mondo del lavoro con gli studenti che terminano la triennale ed entrano nelle aziende con uno stipendio medio di 26.000 euro l'anno, troppo basso per rimanere al passo con i tempi. Grazie Luigi. A Macugnaga si disputa l'europeo di calcio dei paesi di montagna. Ce ne parla Marco De Ambrosis. Importante vetrina per la Perla del Rosa. A Macugnaga cresce l'attesa per l'europeo di calcio dei paesi di montagna, il Bergdorf. I campionati europei dei paesi di montagna si svolgono in parallelo agli europei UEFA delle nazionali maggiori. Un appuntamento quadriennale che nel 2024 è stato assegnato proprio a Macugnaga. È la prima volta che gli europei sbarcano in Italia. L'appuntamento è dal 20 al 23 giugno, sarà Austria-Germania ad aprire giovedì 20 giugno alle 16 a Macugnaga l'Europeo. L'Italia, campione in carica, debutterà alle 19 contro la Svezia. Nel girone B con gli azzurri ci sono Svezia, Svizzera e Francia. A completare il girone A con Austria e Germania sono invece Inghilterra e Paesi Bassi. Saranno quindi 8 le nazioni che si sfideranno ai piedi del Monte Rosa. I giocatori sono amatori che ai loro paesi giocano in campionati dilettantistici per pura passione e divertimento. Calciatori che però agli europei montani indossano la maglia della propria nazionale, ascoltando l'inno prima di ogni partita. La particolarità dell'europeo? Ogni paese partecipa per promuovere un villaggio. L'Italia valorizza Macugnaga e la Vallanzasca. Chiudiamo col basket, l'incognita Menion resterà a Varese, ci spiega tutto Giuseppe Sciascia, immagini di Agenzia Blitz. Lascio raddoppia, una volta era Mike Bongiorno, ora è Nico Mannion. Il dilemma dell'estate varesina, almeno fino al 30 giugno, quando scadrà l'Escape Eurolega, mentre per l'Escape NBA c'è da aspettare al 30 luglio, riguarda il Red Mamba, che intanto gioca in nazionale, o meglio si prepara in maglia azzurra al preolimpico di San Juan de Porto Rico, dal 9 giugno in Raduno a Trento con il CT Gianmarco Pozzecco. L'escape per il contratto del giocatore più pagato della storia recente di Varese potrebbe portare risorse in più nelle casse dell'Open John Mattis, buyout pesanti, 200.000 per l'Eurolega e 500.000 per l'NBA in caso di addio del Red Mamba.
Da trattare invece nel caso in cui arrivassero offerte da club che non disputano la massima competizione internazionale o la massima lega planetaria. Varese conta di ripartire dal suo frontman, che però ha un contratto pesante a $400.000, euro. Di fatto un vincolo fondamentale per capire quali saranno le strategie di mercato. Con Mannion chiaramente una fuoriserie in regia e qualche risparmio a partire dal pivot, senza Nico la possibilità di spalmare diversamente le risorse su tutti e 5 i ruoli. E questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento al TG di domani alle ore 19.